rapinano un sedicenne a Breda di Piave, subito arrestati 3 giovanissimi insospettabili rapinatori di buona famiglia, disoccupati e alle prese con lavori precari. Governo, ore febbrili per trovare un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle, ultimatum di Mattarella domani alle 16, il via alle consultazioni, intanto Zaia ribadisce la necessità del voto e difende la rottura di Salvini, troppi no per il Veneto. Imprenditore di origine domenicana ha denunciato di essere stato accusato di furto per il colore della sua pelle dai titolari di un locale, oggi lo hanno chiamato per scusarsi. Dopo i 15 intossicati nella Marca, dopo aver mangiato sushi, un nuovo caso a Bassano del Grappa di gastroenterite virale dovuto al norovirus contenuto in un'alba. Barriere architettoniche a Villa Manfrina, a Treviso, a denunciare un residente che qualche giorno fa ha dovuto aiutare una cooperativa di disabili in carrozzina per accedere al parco. Ha lottato a lungo, ma sempre con il sorriso, contro la SLA che l'aveva colpito. 5 anni fa aveva raccontato la sua esperienza in un libro e si è spento a Ponzano Mauro Benetton. L'autunno sulle mura di Treviso è già arrivato, la colpa è di un insetto e di un fungo che aggrediscono gli ippocastani. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito dai titoli, armi in mano e poche parole, dacci i soldi. La rapina è avvenuta a Breda di Piave, la vittima un sedicenne, in manette sono finiti 3 giovanissimi rapinatori di Maserata. Gli hanno puntato una pistola in faccia e gli hanno intimato di consegnare tutti i soldi in tasca. La vittima, un sedicenne, però aveva solo 10 euro. La rapina è avvenuta nella notte tra sabato e domenica lungo via Roma a Breda di Piave. Il ragazzino poco prima si era fermato ad un distributore automatico per prendere una bibita. Forse è proprio per questo che è scattata l'aggressione. I rapinatori, secondo gli investigatori, avrebbero pensato che il sedicenne stesse prelevando dei soldi e non acquistando una bevanda. Così, pochi passi dopo, sono scesi dall'auto e gli si sono parati davanti. Dacci tutti i soldi che hai in tasca. Il ragazzino, che si è visto puntare la pistola, ha subito tirato fuori quello che aveva, 10 euro. I rapinatori, 3 in tutto, non hanno potuto fare altro che risalire in macchina un Opel Tigra e darsi alla fuga. Ma la vittima non si è fatta prendere dal panico ed è riuscita a vedere la targa. Poi ha chiamato il 112. Sul posto una macchina dei carabinieri. Ci hanno messo davvero poco gli uomini dell'arma a risalire al proprietario dell'auto e ai suoi 2 complici. Si tratta di 3 19enni, tutti di Maserata. I militari hanno atteso che il guidatore riaccompagnasse uno dei complici a casa e poi hanno fatto scattare le manette. I 2 che si trovavano ancora in auto alla vista dei carabinieri hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati ed arrestati poco dopo. All'interno della macchina, sotto il sedile militare, hanno trovato la pistola risultata poi ad aria compressa, di quelle in libera vendita. I 3 sono stati portati in carcere a Treviso. Si tratta di giovani con famiglie normalissime, senza lavoro o con lavori saltuari. Dovranno rispondere di rapina aggravata. Il futuro del governo a Roma, una convulsa giornata di febbrili trattative tra il PD e il Movimento 5 Stelle fino all'incontro delle 18 tra Luigi Di Maio ed il segretario dei Dem Nicola Zingaretti, poco più di 20 minuti nei quali sembrava da indiscrezioni che si fosse trovato un accordo sul Conte bis, uno degli scogli principali della trattativa, ma poco fa fonti del PD a Roma avrebbero smentito, sostenendo che il nodo sul Premier non sarebbe stato sciolto. Mattarella ha lanciato un ultimatum: entro stasera le indicazioni dei partiti, mentre domani dalle 16 partiranno le nuove ultime consultazioni al Quirinale. Previsto intanto un nuovo incontro tra Zingaretti e Di Maio alle 21. Da Veneto intanto la Lega anche in queste ore aveva ribadito la necessità del voto per ottenere al più presto l'autonomia. Il governatore Luca Zaia difende la scelta originaria di Salvini di rompere l'alleanza giallo-verde. Sentiamo le sue parole. Guardi, Salvini ha fatto quello che doveva fare. Salvini ha posto una questione: noi avevamo un rapporto con questi signori che ci permette oggi, lo dico da Veneto, di dire che hanno detto di no alla TAV, quando in Veneto l'unico comitato che esiste è sì alla TAV. Esiste un comitato per la TAV in Veneto, ma hanno detto sempre di no alla pedemontana. Se facessimo un referendum i veneti ci dicono sì, fate la pedemontana. Hanno detto di sì all'autonomia e dopo di no all'autonomia. Vi ricordo che sono stato accusato di non avere l'autonomia perché io chiedo 23 materie. I 5 Stelle in Veneto hanno votato in Consiglio regionale la richiesta per 23 materie.
non vi parlo del Prosecco del Patrimonio dell'Umanità e di tutte le partite che abbiamo affrontato, non ultima quella delle Olimpiadi. Ed ora la vicenda di un imprenditore di origine dominicana che ha denunciato di essere stato accusato di furto per il colore della sua pelle dai titolari di un locale. Oggi lo hanno chiamato per scusarsi. Mi hanno chiamato poco fa, intanto si sono scusati per quello che è successo, sono disposti a pagare i soldi che dovevano darci subito, hanno detto che l'avrebbero fatto subito, soldi che io comunque non voglio utilizzare, che donerò a qualche associazione o qualche onlus, sono soldi che non mi piacciono, non li voglio. Una telefonata destinata a mettere la parola fine a quanto accaduto sabato sera al Movida di Loria. Dani Levan Concepcion, di origine dominicana, in Italia da quando aveva 9 anni, titolare della scuola di ballo Puppets Family di Treviso, sabato sera con alcune sue ballerine si trovava per uno spettacolo nel locale quando le cameriere si sono accorte che erano spariti dalle borse custodite nello spogliatoio 20 euro e 3 anelli. La problematica principale che mi ha reso furibondo è stata proprio l'indicazione subito come responsabile di questo fattore ai confini della realtà, dove avrei dovuto rubare 20 euro. Dani decide subito di collaborare mostrando il contenuto dello zaino, ma spiega questo non è stato sufficiente. Non ci ha pagato quello che era stato pattuito e ci ha comodamente mandato a casa. Sono stato accusato per il colore della mia pelle, mi sono sentito impotente, una cosa simile in tutti questi anni non mi era mai successa, racconta Dani. Sono stato preso di mira da subito. Ma Vanni Bonaldo, figlio del titolare presente nel locale sabato sera, respinge ogni accusa di razzismo. Si è trattato di un malinteso, non c'è stata nessuna offesa razziale nei suoi confronti, il colore della pelle non c'entra, non sarebbe cambiato nulla se fosse stato bianco o giallo. Nello spogliatoio, continua, sono entrate una decina di persone, tra cui le ballerine e il signor Dani. Mi sono anche chiarito con lui subito, perché praticamente è successo che in quel posto là dove è venuto il furto, insomma, era un locale adibito ai dipendenti, allo staff, e c'erano entrate una decina di persone, tra cui anche lui, ma anche altri, e insomma ho fatto svuotare le borse a tutti. Se avessi pregiudizi, chiarisce ancora Vanni Bonaldo, non avrei nemmeno iniziato a lavorare con il signor Dani, e tra i miei dipendenti ci sono molti ragazzi stranieri. A parte che lavoro con lui, ma poi ho anche altre persone che lavorano con me, anche dipendenti, cioè nel senso non è che sto là a farmi pregiudizi con nessuno, se uno è bravo è bravo. Intanto Dani è pronto a chiudere la vicenda. Il figlio comunque della proprietà ha comunque dimostrato buona volontà, ok? Quindi è giusto, e magari questo episodio serviva perché le cose non capitino più, ok? Quindi ragioniamo con la pace. Io sono disposto a metterci una pietra sopra. Dopo i 15 intossicati nella zona castellana della Marca dopo aver mangiato sushi, un nuovo caso a Bassano del Grappa di gastroenterite virale dovuto al norovirus contenuto in un'alga. Ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo aver mangiato sushi in un noto locale in città. Si tratta sempre della stessa partita, delle pregiate alghe orientali, molto apprezzate per le loro qualità benefiche, ma che sono state allevate probabilmente in acqua inquinata, almeno questa è l'ipotesi più credibile. Sta di fatto che la bassanese giovedì scorso era andata a mangiare in un ristorante della zona verso le 20 e fin qui tutto bene. È stata soltanto la sera successiva che dopo vomito, diarrea, crampi addominali e spossatezza si è rivolta ai sanitari che hanno riscontrato così proprio il norovirus. I primi casi si erano registrati nel Trevigiano a cavallo di Ferragosto dopo il consumo in casa del sushi acquistato in un supermercato. Barriere architettoniche a Villa Manfrina a Treviso, a denunciare un residente che qualche giorno fa ha dovuto aiutare una cooperativa di disabili in carrozzina per accedere al parco. È il parco più bello di Treviso, quello di Villa Manfrina, che rischia però di essere inaccessibile per le persone con disabilità in carrozzina per colpa di questi 3 gradini. A mettere in evidenza il problema Andrea Girotto, che vive a 2 passi da qui e che qualche giorno fa ha dovuto aiutare alcune persone in sedia a rotelle ad accedere al parco. Era una comitiva di disabili, tra l'altro, che ovviamente i commenti che
ho sentito erano per il punto che vergogna, insomma. Per fare quel gradino con la persona sopra disabile, non potendo farla scendere, bisogna sollevarla quasi di peso, insomma. Girotto ha voluto raccontare quanto accaduto con una foto sulla pagina Facebook della Bella Treviso, specificando che è un problema che va avanti da anni e che lui personalmente si trova ad affrontare molto spesso. Io ho un bambino di 7 mesi, 8 mesi quasi, e ogni volta che passo per il parco, perché dico di vicino, passo volentieri per il parco, ma devo fare sempre quegli scalini. Eppure proprio a ridosso dei gradini esiste già una rampa che potrebbe essere facilmente utilizzata da sedie a rotelle e passeggini. La rampa è chiusa da una catena e da un portabiciclette, che non ho mai capito perché questa cosa, perché la rampa c'è. Nessuna polemica, sottolinea Andrea Girotto, solo un appello perché questa barriera architettonica venga presto eliminata. Che intervengano subito, perché si fa secondo me a costo zero e senza spendere un euro. Quindi o liberano la rampa che già c'è, oppure fanno delle piccole rampe per raccordare quei due gradini. È una cosa talmente banale che non ho capito perché non l'abbiano ancora fatta dopo tanti anni. Si svolgeranno mercoledì 28 agosto alle 10:30 nella chiesa di Ponzano i funerali di Mauro Benetton, 53 anni, che da 5 combatteva contro quella che lui chiamava la bestia, la SLA. Aveva raccontato la sua lotta, la sua voglia di vivere nel libro La coccinella, scritta con Francesco Dal Poz, che lo ricorda così. Mauro penso possa essere descritto come una persona semplice e con una forza incredibile, dove anche le sue debolezze si sono poi tramutate in forza e è stato un onore averlo conosciuto. Francesco Dal Poz ha conosciuto Mauro Benetton anni fa grazie al papà Toni, suo amico d'infanzia, un incontro che lo ha portato qualche tempo dopo a scrivere insieme a lui il libro La coccinella, nel quale Mauro raccontava la sua voglia di vivere nonostante la SLA che lo aveva colpito nel 2014 quando aveva 48 anni. La bestia, così definiva la malattia e così ne parlava un anno fa, quando aveva incontrato Mirella Tuzzato, che con la sua associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi è stata da sempre accanto a Mauro e alla sua famiglia. Sto imparando a convivere con la bestia e il testamento biologico finalmente mi dà una mano. Supportato dall'affetto della moglie, delle 2 figlie e dei tanti amici, Mauro Benetton ha combattuto fino alla fine la malattia che l'aveva costretto a letto. Ma la voglia di vivere era più forte della SLA ed era questo il messaggio che voleva far arrivare a più persone possibile. Da qui è nato il progetto Cara SLA, che ha coinvolto sin da subito, oltre Francesco Dal Poz, anche Patrizia Nappa ed Elvira Durante, che hanno conosciuto Mauro in occasione della presentazione del suo libro. Il desiderio che Mauro aveva di portare questi valori, il messaggio dell'importanza della vita, del valore della vita, della dignità della persona, di estenderlo a più persone possibile, ma soprattutto ai giovani. Iniziano così una serie di incontri nelle scuole trevigiane per far conoscere la storia di Mauro, raccontata nel libro La coccinella, che grazie ad Elvira Durante, dama di Gran Croce degli ordini dinastici di Casa Savoia, arriva ben al di fuori dei confini della Marca. Il libro l'ho portato anche al principe Emanuele Filiberto di Savoia, che ha molto apprezzato, che gli è stato vicino, si è scritto con Mauro e ha dato disposizioni a Don Maurizio Ceriani, che è il delegato per gli ordini dinastici di Casa Savoia, di fare una cena a favore di Mauro. Francesco Dal Poz ricorda l'ultimo incontro con Mauro 2 settimane fa con il papà Toni e le sue parole. Vi saluto, cari amici. Sicuramente non intendeva saluto in quel senso, però ecco, lo voglio interpretare anche in questo modo. Venerdì scorso vi abbiamo raccontato con Lo dico ad antenna le continue infrazioni dei mezzi pesanti in transito lungo via Pasteur a Treviso. Oggi la risposta del comandante della polizia locale con le prospettive per una possibile soluzione del problema. Via Pasteur è infrazione al transito dei mezzi pesanti. Dopo la segnalazione di un telespettatore arriva pronta la risposta delle istituzioni. Tra le affermazioni, una in particolare viene contestata dalla polizia locale di Treviso. Lei comunque questa cosa l'ha già segnalata più volte? Sì, l'ho segnalata al comune, ho chiamato la polizia municipale, però mi ha dato delle risposte banali. Il problema non si è risolto, Non corrisponde al vero il fatto appunto che la polizia locale non sia presente nel fare i controlli. Vorrei dare qualche dato concreto. Esattamente negli ultimi 30 giorni sono stati effettuati 2 controlli nel mese di luglio, esattamente il giorno 23 e il giorno 26.
altri 6 controlli nel mese di agosto, e più precisamente il giorno 2, il giorno 6, il giorno 9, il giorno 13, il giorno 16 e il giorno 23. Comandante che non nega comunque il problema difficile da risolvere con l'installazione di telecamere. La possibilità di installare telecamere che automaticamente possano sanzionare i veicoli pesanti che transitano, purtroppo questa è una possibilità che il codice della strada non permette, solo la presenza degli agenti permette appunto di sanzionare chi viola questi tipi di divieti. Per il comandante Gallo la soluzione nell'attesa dell'ultimo tratto di Taraglio Est sta nel coordinamento tra territori. Mi farò sicuramente portavoce e promotore di un incontro con i colleghi comandanti dei comuni di Mogliano, di Casieri e di Casale, in modo tale da trovare delle soluzioni tecniche di viabilità che possano garantire l'autotrasporto in condizioni di sicurezza e certamente garantire ai cittadini di non sopportare oltremodo questi forti disagi. L'autunno sulle mura è già arrivato, la colpa è di un insetto e di un fungo. Foglie gialle o rossastre quando non completamente rinsecchite, sui rami o già per terra. I colori dell'autunno hanno fatto la loro comparsa con grande anticipo lungo le mura ed interi tratti di alberatura appaiono così. Non è uno scherzo del tempo, ma l'effetto di 2 malattie che colpiscono esclusivamente l'ippocastano, che con oltre 400 esemplari è il re della cinta muraria. A minare la sua salute da ormai diversi anni è un insettino responsabile della cosiddetta cameraria, che scava delle gallerie nelle foglie e ne provoca insecchimento e caduta. Cameraria che si è presentata a braccetto con un'altra magagna, l'antracnosi, causata invece da un fungo già noto agli agronomi ma quest'anno particolarmente virulento. Abbiamo avuto una primavera piuttosto piovosa, maggio in particolare è stato freddo e molto piovoso e in quell'ambiente lì le foglie sono sovracresciute probabilmente, erano molto tenere e il fungo in presenza di umidità ha pensato bene di insediarsi, quindi oggi vediamo un problema che in realtà era già presente in maggio. Una cura definitiva non c'è. L'insetto, è vero, si può combattere iniettando un apposito medicinale che lascia però sul tronco delle necrosi come queste, oltre a indebolire la pianta. Per il fungo invece cosa si può fare? Purtroppo nulla. Il rame e i prodotti suoi fratelli anche di sintesi che sono efficaci contro i funghi sono dei veleni anche per la pianta stessa, quindi il rischio è di ammazzare il paziente nel tentativo di salvarlo. Sostituire tutti gli ippocastani con altri alberi non si può, ci sono vincoli e sarebbe troppo oneroso, sia in costi che nei tempi. Più saggio invece pianificare un'adeguata manutenzione e la periodica sostituzione delle piante più compromesse. Mantenerli sani, quindi attraverso le potature, attraverso la fertilità di suolo, possiamo dare dei benefici, ma non esiste la cura da bacchetta magica purtroppo. Tanto vale prenderne atto e consolarsi ammirando lo strano decorso della malattia. Le chiome, ormai completamente secche come questa a Ponte Dante, spremono le ultime energie dell'estate per una seconda fioritura, regalando un supplemento di primavera a settembre. Dopo 130 anni le suore francescane chiudono la loro missione a Treviso, il saluto commosso degli anziani e dei cittadini. Monsignor Rizzo ieri durante la messa al Menegazzi ha ringraziato quanto fatto dalle suore. Una storia fatta di sguardi, di abbracci, di amore e di sostegno. Le suore francescane missionarie del Sacro Cuore lasciano un vuoto immenso a Treviso. 130 gli anni che le hanno viste operare nel suolo trevigiano. Da sempre vicine agli anziani delle case di riposo dell'Isra, oggi hanno concluso la loro missione. Il saluto di Monsignor Rizzo durante la messa ieri mattina al Menegazzi. Noi diamo il saluto alle suore che hanno servito qui per oltre 130 anni. Salutiamo la madre che rappresenta tutta la congregazione e tutta la storia di questa famiglia religiosa. Le loro parole ed il loro calore hanno aiutato tantissime persone, hanno sorretto e accompagnato chi stava soffrendo. Credo che nell'eccellenza dell'Isra loro siano state un valore aggiunto, davvero delle persone eccezionali, ma non solo sotto l'aspetto dello spirito, dell'animo, ma anche sotto l'aspetto del corpo. Hanno fatto un po' di tutto, da cuoche a infermiere a benefattrici. Cioè, queste hanno 130 anni, oltre 130 anni di storia, quindi una grave perdita per noi. Un fulmine a ciel sereno, spiega Luigi Caldato, presidente dell'Isra di Treviso. 15 giorni fa è venuta da noi la madre superiore e ci dice non ne abbiamo più, di suore non ne abbiamo più, e io sono costretto a spostarmele a Gemona, nella sede centrale o nelle altre sedi dove ho bisogno, quindi siamo veramente
preoccupati e anche impegnati alla sostituzione eventuale, capisci? La Santa Messa, poi saluti commossi delle istituzioni, dei religiosi, dei cittadini e soprattutto degli anziani che con le suore francescane hanno trascorso una parte importante e delicata della loro vita. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Treviso. Siamo tornati in studio, è iniziato a Montebelluna il conto alla rovescia per la prima edizione del Festival Sport e Cultura, 5 giorni di spettacoli sportivi con grandi nomi come Luca Gotti e Annalisa Minetti. Un calendario ricco di appuntamenti e di grandi nomi come l'ex calciatore Luca Gotti, l'atleta paraolimpica e cantautrice Annalisa Minetti, ma anche il ginnasta Igor Cassina o l'inviato Moreno Morello. Questi alcuni degli ospiti della prima edizione del Festival Sport e Cultura promosso dal Comune di Montebelluna in collaborazione con l'associazione Il Mosaico, un centro da vivere. Lo sport è cultura, non è solo pratica atletica, esprime tutta una serie di simbologie e per questo il festival sarà sviluppato in chiave interdisciplinare e quindi dalle diverse prospettive del giornalismo, dell'alimentazione, della medicina, della psicologia, della filosofia, della comunicazione e quindi della prassi giornalistica. Saranno 5 giorni dal 4 all'8 settembre, un grande evento che vuole diventare la prima manifestazione nazionale di diffusione della cultura dello sport. L'obiettivo di questa iniziativa è far vedere che lo sport è una carta che si può giocare sempre in tantissime situazioni, perché lo sport incrocia le strade del sociale, dell'istruzione, della salute, insomma incrocia un sacco di strade, anzi è forse il perno, il centro, la piazza su cui queste strade si incrociano. L'ultimo giorno sarà dedicato alla vera e propria festa dello sport assieme alle associazioni sportive locali. Alle 10 la sfilata, poi al via le esibizioni e per i piccini attrazioni, animazione e giochi. È l'occasione per la cittadinanza di confrontarsi con relatori di altissimo livello, di alto spessore culturale, ma soprattutto con testimonial sportivi importanti, non quelli che magari osaniamo il sabato o la domenica sui campi di calcio, ma persone che hanno fatto dello sport una missione e continuano anche magari dopo aver chiuso la loro parentesi sportiva a portare i valori dello sport in giro per il paese. Ed ora siamo alla nostra pagina da Bellone provincia. Le immagini dello spettacolare recupero di un parapendio precipitato a San Vito di Cadore a 2400 metri di quota. Diciamo subito che il pilota, un 34enne di nazionalità polacca, ha riportato solo un trauma alla caviglia e che le sue abilità di provetto alpinista gli hanno salvato la vita. Sul posto è arrivato il SUEM di Pieve di Cadore, il soccorritore si è calato una trentina di metri ed ha raggiunto il pilota. L'ora X è scattata questa mattina, ha chiuso ufficialmente il traffico il ponte Santa Caterina, ponte nelle Alpi. I disagi annunciati sono stati contenuti grazie agli itinerari alternativi che hanno funzionato. Sono le 8:20 e ufficialmente da questo momento il transito sul ponte di Santa Caterina è vietato e lo sarà per i prossimi 2 mesi e mezzo. È ufficialmente chiuso lo snodo nevralgico della viabilità della provincia di Belluno. Con la predisposizione del cantiere hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e di adeguamento del ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. Dopo 100 anni finalmente il ponte di Santa Caterina viene riqualificato, viene messo in sicurezza. È una giornata storica perché poi partono anche i lavori all'ex Comedil, che è un'area degradata del nostro comune, e quindi c'è grande soddisfazione. I primissimi disagi per gli automobilisti sono stati registrati proprio in concomitanza con la preparazione del cantiere. L'ordinanza parte da mezzanotte, ma non è detto che dobbiamo installare il cantiere a mezzanotte, quindi non c'era nessun obbligo da parte di nessuno, insomma, di installare il cantiere a mezzanotte.
Si lavorerà anche nei giorni festivi per accorciare i 90 giorni previsti per l'esecuzione dell'intervento, che si concluderà il prossimo 3 novembre. Oggi la concomitante ripresa delle attività nelle fabbriche ha causato qualche rallentamento, ma nulla in confronto a quanto ci si poteva aspettare, segno che gli itinerari obbligatori stanno funzionando. I disagi maggiori sono attesi alla riapertura delle scuole. La bretella autostradale della A27 Cadola-Pian di Vedoia è l'alternativa principale per bypassare il ponte di Santa Caterina, assieme alla sinistra Piave e alla 50 del Grappe Passorolle. Da quando ero sindaco e vice sindaco, insomma, quindi oltre 10 anni fa, abbiamo sempre scritto all'ANAS chiedendo una manutenzione più puntuale di questo ponte, che è un ponte storico e che è fondamentale per la viabilità di tutta la nostra provincia. La situazione del traffico verrà monitorata costantemente per rilevare ogni criticità. Se ci sono dei miglioramenti da fare, sicuramente verranno attivati. Contrariamente all'ordinanza che prevedeva lo stop al transito sul ponte un minuto dopo la mezzanotte, il cantiere è stato definitivamente aperto alle 8:20 del mattino. Poco rispetto nei confronti degli utenti tuona il consigliere comunale d'opposizione Enrico Collarin. L'ordinanza è delle ore 24 di chiusura, la strada andava chiusa alle ore 24. Alle 7 si inizia il cantiere, l'azienda deve arrivare alle 6:30 per iniziare il lavoro alle 7, non si può arrivare alle 8:30, 9 così, vuol dire che già si inizia con il piede sbagliato. Sono le 8:15 del mattino, non è successo niente sulla 51 di Alemagna, il ponte di Santa Caterina è ancora aperto e soltanto adesso ANAS e l'impresa incaricata dei lavori sta predisponendo le transenne per la chiusura definitiva del ponte Santa Caterina. Certo, non sono mancate le polemiche. Sono segnali molto preoccupanti, perché la gente è molto civile e si è preparata, come abbiamo visto, però le istituzioni non lo sono altrettanto o non rispettano questo tipo di civiltà, perché non si può iniziare un cantiere così delicato già con delle ore di ritardo. Discordanti le versioni istituzionali sul motivo per il quale il ponte non sia stato chiuso dalla mezzanotte. Per il sindaco di Ponte nelle Alpi si è trattato di un disguido causato dal passaggio di consegne fra l'ANAS e il consorzio di imprese che ha in appalto i lavori. La prefettura ha riferito che le maestranze arrivavano solo stamattina. Il sindaco di Belluno ci ha detto invece che dalle sue informazioni il ponte era già chiuso 15 minuti dopo la mezzanotte. Non bastasse a creare confusione, ci ha pensato la cartellonistica giudicata approssimativa e superficiale. Non c'è nessun tipo di segnaletica se non un cartello al bivio di Ponte nelle Alpi piccolo con il solo divieto, senza indicare né giorni di apertura né giorni di chiusura né strade indicative o parallele da seguire. La dimostrazione sul campo è stata immediata. Poco prima delle 9 tanti automobilisti sono stati tratti in inganno e una volta giunti a ridosso del ponte sono stati costretti a fare dietrofronte. Lei è la prima vittima della chiusura del ponte? Sì, infatti. Non lo sapeva? No, non lo sapevamo niente. Da dove arrivate? Da Feltre. Non ho tanti problemi, ma a me mi gira le scatole, sono solo apposta io. I vigili arrivano con le ore a dormire, ma non lasciamo perdere perché mi gira. Saluto! È tutto. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio, l'onorevole Gian Antonio D'Arè, eurodeputato della Lega, e Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Benvenuti al meteo. La previsione di martedì 27 agosto ci dice che la pressione sarà in aumento sul nostro territorio e dunque ci attende una bella giornata. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole, protagonista della giornata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non è da escludersi, tuttavia, che si possano verificare isolati piovaschi al pomeriggio sulle aree montuose. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, ma anche qui dal pomeriggio potremo avere qualche temporale localizzato prevalentemente sulle Alpi. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà stabile ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni localizzati in questo caso sui settori alpini di confine.
Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 33 e 34 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Bardin Gardens 2. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.